Buongiorno a tutti, mi chiamo Giovannella Cresci e insegno storia romana all'Università Ca' Foscari. Condivido questo appuntamento con il dottor Crevato Selvaggi. È un appuntamento che si svolge in corrispondenza con il Giorno del Ricordo, che è stato istituito, come saprete, con la legge 92 del 30 marzo 2004. Una legge voluta dal Parlamento italiano per onorare le vittime delle persecuzioni, dei massacri e delle deportazioni occorse in Istria, in Dalmazia e nelle province dell'attuale appunto confine orientale durante l'ultima fase della Seconda Guerra Mondiale e negli anni immediatamente successivi per mano delle milizie comuniste del maresciallo Tito. Si tratta di un appuntamento che desideriamo onorare per 4 ordini di motivi. Il primo motivo è per non dimenticare, e forse lo possiamo vedere aiutandoci con una illustrazione grafica, per non dimenticare il massacro delle foibe. Un altro motivo è quello di destare sempre l'attenzione sulle sofferenze dell'esodo forzato a cui furono sottoposti i nostri connazionali. Ma il terzo motivo è quello di ricordare anche il lungo e colpevole silenzio su questi fatti che è stato imposto da una intelligenza egemone nel dopoguerra che ha a lungo appunto misconosciuto la verità. E infine desideriamo con la nostra testimonianza combattere quello che è il persistente negazionismo. Lo vogliamo fare non con lo strumento della censura, che è uno strumento che ripugna alle nostre coscienze, ma con lo strumento della conoscenza. È per questo che vogliamo ricordare per sintetiche tappe quello che è il lungo cammino storico delle terre dell'Istria e della Dalmazia. Un cammino che parte da lontano e che è in larga parte condizionato dalla posizione di questi territori. Vedete una bella immagine dall'alto dell'Istria che ci ricorda la sua prospezione sul mare, ma ci deve anche ricordare come queste terre siano al confine fra due mondi, tra il mondo mediterraneo e il mondo mitteleuropeo, tra Occidente ed Oriente, e forse, anzi senza forse, questa posizione ha in parte condizionato la storia, certo spesso conflittuale, che ha visto protagonisti gli abitanti di queste terre. Come vi dicevo, una storia che inizia da molto lontano, prima dell'occupazione di Roma, perché questi territori erano antropizzati sino dal secondo millennio con insediamenti stabili, soprattutto di altura, e la cosiddetta civiltà dei Castellieri, che potete visualizzare nella mappa in basso a destra. La popolazione era di cepi etnici, noi diremmo misti, prevalentemente si trattava di popolazioni illiriche, ma dal IV secolo a.C. in poi con forti infiltrazioni celtiche e in parte anche venete. Queste popolazioni, se noi dobbiamo considerarle dal punto di vista delle fonti classiche, sono state spesso identificate con la pirateria.
perché la vocazione marittima, che è certo legata alla posizione e alla configurazione territoriale, era interpretata prima dai mercanti greci e poi dai mercanti romani, questa vocazione marittima come una vocazione piratesca, perché la navigazione era spesso interrotta dalle popolazioni illiriche che esigevano, diciamo così, dei dazi sulle intermediazioni dei commerci anche di lungo segmento che si svolgevano nel mare Adriatico. Questa situazione si prolungò sino a quando Roma non si impose nel quadrante adriatico. Lo fece con 3 guerre lampo che si consumarono nel corso del secondo secolo a.C. Roma intervenne in questo quadrante regionale con 2 obiettivi. In primo luogo con una istanza difensiva nei confronti delle invasioni celtiche provenienti dal nord, e lo fece in concorso e in soccorso del popolo dei Veneti, con cui l'urbe aveva stretto un patto federativo fin dal 225 a.C. Una infiltrazione di Galli transalpini in Veneziam trasgressi, come ci ricorda Livio nel 186 a.C., occasionò il primo intervento di Roma nell'area e la fondazione di una colonia, Aquileia. Ma una seconda istanza che portò Roma ad agire nel territorio fu di natura commerciale, con la finalità di assicurare la libertà dei traffici marittimi che i commercianti italici, i romani li chiamavano negoziatores, insistentemente richiedevano al governo di Roma. A questa prima guerra ne seguirono altre 2. Si trattò di guerre, come vi ho detto, molto veloci, ma anche assai sanguinose, e si segnalano figure eroiche tramandate in un campo e nell'altro. Nel corso della seconda guerra istrica, il generale romano era il console Aulo Manlio Vulsone ed ebbe la meglio contro gli Istri in 2 anni di campagna militare, in cui morì il re Epulo, re degli Istri. Morì suicida nell'assedio di Nesazio per non cadere in mano ai romani vincitori. L'ultima guerra fu quella condotta nel 129 a.C. dal console Gaio Sempronio Tuditano, il quale, come Manlio Vulsone prima di lui, intervenne per porre al sicuro la colonia di Aquileia dalle continue incursioni di una galassia di popoli illirici e celtici. Sempronio Tuditano, di cui vedete in alto a destra una base di un trofeo che, con una iscrizione che si conserva nel Museo Nazionale Archeologico di Aquileia, riportò su questa galassia di popoli un trionfo appunto nel 129. Si trattava degli Giapiti, degli Istri, dei Carni, dei Taurisci, dei Liburni. E questo atto bellico dette inizio a quella che viene chiamata la pacatio, cioè la pacificazione dei territori dell'Istria e della Dalmazia. La regione istriano-dalmatica godette infatti per circa 100 anni di pace e fu proprio protagonista di una
romanizzazione, tanto che la popolazione indigena fu in grado di assorbire senza traumi la immissione di coloni che si registrò in età cesariana e augustea. E non vi stupirete quindi che quando Augusto, il primo imperatore romano, nel 16 a.C. operò una riorganizzazione amministrativa dell'Italia, inserì, come potete vedere in basso a destra, l'Istria, almeno sino al fiume Arsa, nell'Italia e precisamente all'interno della 10ª Regio. Questo significa che i cittadini, cioè gli abitanti dell'Istria, diventarono cittadini romani con tutti i diritti. La Dalmazia invece divenne provincia, appartenne alla provincia dell'Illirico. Come potrete qui vedere, entrambe le regioni si trovavano ora nel cuore dell'impero romano, quindi di un impero sovranazionale e multilingue, e furono però avviate a due destini distinti anche se convergenti. Quali furono le novità introdotte dalla romanità nella regione dell'Istria? Beh, come dovunque, per quanto riguarda Roma, il primo frutto della romanità fu un'intensa urbanizzazione. Tramontata infatti nel secondo secolo a.C. la cosiddetta civiltà dei Castellieri, l'Istria vide il fiorire di città monumentalizzate: Tergeste, Pola, Parenzio, Nesazio, Tarsatica. E quando parliamo di città, pensiamo proprio a città in pietra, quella pietra d'Istria o pietra anche di Auresina che servì alla costruzione di tutte le città, ad esempio della Venezia. Si trattava di città fornite di impegnative infrastrutture, costruite in materiale durevole: mura, templi, piazze, fognature, acquedotti, teatri, anfiteatri, terme. Ecco, molti di questi monumenti, che erano il segno di un nuovo stile di vita comunitario, si sono conservati fino ad oggi. Così ad esempio il Tempio di Augusto e Roma, Pola, l'Arco dei Sergi, l'Anfiteatro, resti di Nesazio. E proprio questi edifici, con la loro monumentalità, sono stati nel tempo utilizzati come prova e come rivendicazione della italianità della regione. Una seconda novità assai incidente fu rappresentato dalla stesura di grandi arterie stradali, come usava fare Roma. Strade consolari che erano percorribili in tutte le stagioni grazie all'opera di ingegneria ambientale che era ad esse collegate. Come potete vedere in alto a destra, queste grandi arterie stradali collegavano Aquileia prima alla Stazio, quindi alla stazione di posta della Fons Timavi, dove poi si biforcavano. Una direttrice interna giungeva fino a Tarsatica e qui si collegava poi alla Vignazza verso la Macedonia, l'Illiria, la Macedonia. Un altro percorso costiero raggiungeva Tergeste e qui poi raccordava tutte le città costiere, ma anche un percorso raggiungeva le parti più interne della regione. Queste viabilità, che come possiamo vedere nella successiva diapositiva, innervavano tutta la regione e sono puntualmente registrate
negli itinerari antichi che si sono conservati fino a noi. Vedete a sinistra le annotazioni che ci sono conservati dall'Itinerarium Antonini. Si tratta di un itinerarium ad notatum, cioè messo per iscritto. Mentre a destra vedete un segmento della Tabula Peutingeriana, cioè un itinerarium pictum dipinto, in cui vedete il segmento che corrisponde appunto all'Istria all'inizio della Dalmazia. Bene, questa viabilità, come possiamo vedere poi nella diapositiva successiva, insieme alla portualità molto favorevole, incrementò la commercializzazione dei surplus produttivi dell'agricoltura, perché un'altra novità importata dalla romanizzazione fu la cosiddetta rivoluzione agricola, che corrispose all'impianto di unità produttive agricole molto spesso grazie all'investimento di ingenti fortune da parte di famiglie senatorie italiche. Ecco, in questi impianti produttivi e in queste piantagioni si coltivavano delle monoculture: olivicoltura, viticoltura, ittiocultura e anche l'estrazione del sale. Quindi prodotti come olio, vino o la salsa di pesce, il garum, inondarono praticamente tutta l'Italia settentrionale e anche le province contermini, come potete vedere dalla piantina in alto, dove sono segnalati i luoghi in cui con maggior quantità si rinvengono i contenitori da trasporto, queste anfore denominate Dressel 6. Dressel è lo studioso che ha censito per primo le forme delle anfore, e il numero 6 è quello che ha assegnato alle anfore istriane, così chiamate, contenitori da trasporto quindi che commercializzavano l'olio, il vino, il pesce, la salsa di pesce prodotta in Istria. Il cammino della Dalmazia, come abbiamo detto, fu in parte diverso. La regione fu inserita non nell'Italia ma nella provincia dell'Illirico, che partecipava alla sezione orientale dell'impero, in cui la lingua ufficiale, quella che noi diremmo veicolare, era il greco. Gli abitanti della Dalmazia dovettero aspettare l'editto di Caracalla nel 212 per ottenere la cittadinanza romana, come tutti gli abitanti liberi dell'impero. Ma in quel momento già la maggior parte degli abitanti avevano in precedenza ottenuto la cittadinanza, perché una gran parte dei dalmati si arruolarono nella marineria romana, e quindi quelli che erano un tempo i pirati diventarono i marinai delle due flotte romane, quelle di stanza a Miseno, nel Golfo di Napoli, e l'altra di stanza a Ravenna. Al termine della leva i marinai ottenevano la cittadinanza, e qui vedete un diploma militare di età Claudia che concede la cittadinanza e il diritto di connubio proprio a un marinaio dalmata. Quindi la integrazione della Istria e della Dalmazia dell'impero romano fu veramente pervasiva, e questo lo dimostra, vediamo nella successiva diapositiva, l'ascesa al soglio imperiale alla fine del III secolo dei cosiddetti imperatori illirici.
In primo luogo Diocleziano, che associò al potere altri 3 ufficiali che condividevano con lui l'origine illirica e anche la carriera militare nei ranghi della cavalleria. Si trattava di Massimiano, Costanzo Cloro e Galerio, i cosiddetti tetrarchi che qui vedete abbracciati a due nel famoso complesso scultoreo in porfido proveniente da Costantinopoli e adesso reimpiegato in piazza San Marco vicino alla Porta della Carta. Bene, questi imperatori riuscirono a risollevare l'impero romano dopo la crisi di III secolo e trasformando le strutture amministrative e politiche romane da principato a dominato, riuscirono almeno a regalare altri 2 secoli all'impero romano. Possiamo vedere come simbolo della ascesa di Diocleziano e del periodo tardo antico dell'impero il palazzo che l'imperatore si costruì a Spalato, che era la sua città di origine. Un'enorme villa fortificata, la cui ricostruzione vedete in basso a sinistra, nei pressi appunto della nativa Salona, e era un complesso che seguiva lo schema ortogonale degli accampamenti militari. In epoca medievale l'intera città di Spalato si sviluppò, come vedete, all'interno di queste mura e di fatto la città venne a coincidere con questo grande palazzo, al centro del quale in età romana aveva trovato spazio il mausoleo dell'imperatore, che venne trasformato poi in cattedrale cristiana. È proprio questo monumento che dalla romanità trascorre poi al periodo tardantico e al Medioevo, mi può servire da simbolo per ricordare, e passiamo all'altra diapositiva, quello che avvenne di queste regioni dopo la caduta dell'impero romano di Occidente. Si trattò di un periodo molto contrastato, qui come quasi dovunque nel mondo romano. L'Istria venne saccheggiata dai Goti, ritornò poi in possesso di Bisanzio, subì l'occupazione longobarda, fu annessa al Regno Franco, venne costituita quindi marca d'Arnolfo di Carinzia e si registrò in questo periodo tormentato l'immissione di popolazioni slave non tanto nelle aree costiere, che continuarono una vita sostanzialmente legata al popolamento latino, quanto piuttosto nelle aree interne. Mi piace però ricordare la data del 933. Con la pace di Rialto un nuovo attore entrava nella scena adriatica, quella Venezia che vide allora riconosciuto il diritto di navigazione e di commercio lungo le coste istriane. Le pietre di Pola Romana e il leone di San Marco furono le parole d'ordine e i simboli agitati dagli interventisti al tempo della Prima Guerra Mondiale. Interventisti che vedevano nel recupero di Trieste, di Fiume, della Dalmazia il compimento del Risorgimento. La parola passa adesso al dottor Crevato Selvaggi. Molte grazie. Bene, allora Venezia, come ci è stato detto, inizia la propria frequentazione anche sulle coste dell'Adriatico orientale.
Nell'VIII-IX secolo Venezia ha iniziato, si sta svincolando dalla dipendenza da Bisanzio e ha iniziato un commercio a corto, medio e anche largo raggio nelle acque del Mediterraneo orientale, arrivando a frequentare anche le coste egiziane, Alessandria d'Egitto, le coste del vicino Oriente e quelle egee. E quando arriva, grazie alla pace di Rialto e poi alle successive frequentazioni anche alle coste istriane e dalmate, inizia un rapporto secolare con queste cittadine. Stiamo parlando di territori che erano ancora fortemente urbanizzati, retaggio di quella urbanizzazione romana che ci era stata prima descritta, e quindi una serie quasi ininterrotta di città, di porti, di insenature. Le coste della Dalmazia sono molto frastagliate e atte a ripararsi, al contrario di quelle dell'Adriatico occidentale. Inizia, dicevo, questo rapporto di frequentazione che arriva a un certo momento, per una serie di concorsi di circostanze, all'unione di queste cittadine, secondo il principio giuridico della dedizione, a Venezia, che è potenza più forte in grado di proteggere la libertà di queste cittadine. Di conseguenza, tra il 1000 circa e alla metà del 1400, questo processo è più o meno compiuto e tutta l'Istria costiera, nell'immagine che vediamo a sinistra, e la Dalmazia per varie tappe successive, il processo si concluderà nel primo decennio del Settecento, tutte queste regioni afferiscono, diventano parte della Repubblica di Venezia, della Serenissima Signoria, e fanno parte integrante dei domini da mar di Venezia. Questo ha dei riflessi da tutti i punti di vista. Le popolazioni italiche preesistenti in quel territorio si venetizzano, sia da molti punti di vista, linguistico per esempio, passando da una lingua romanza che va estinguendosi, detta dalmatico, a piuttosto il veneziano, dal punto di vista dell'architettura, dove vengono assorbiti gli stili che sono patrimonio di Venezia. E qui vediamo qualche immagine, la loggia a Portole, questo sottoportego di Montona con il leone di San Marco ancora in situ, la cittadina costiera di Pirano, in cui l'aria veneziana non ha bisogno di essere descritta perché è di assoluta evidenza, così come la cittadina di Rovigno, che si distingue da Venezia solo per il fatto che ha una collinetta all'interno, ma i campanili, la costruzione delle case, l'idea, l'atmosfera stessa che si respira è pienamente veneziana. Oppure in Dalmazia la città di Zara, abbarbicata su questa penisoletta che si protende di fronte alle isole, con una porta d'ingresso ove ancora campeggia il leone di San Marco, questa fotografia è contemporanea, o Spalato, dove anche qui nella Dalmazia meridionale, allargandosi la città al di fuori dell'impianto del palazzo Dioclezianeo, acquisisce edifici che sono di puro stile gotico veneziano, così come le isolette della Dalmazia meridionale, Curzola oppure Lesina, con questi panorami che ci sono familiari, fino ad arrivare alla profonda insegnatura, al fiordo che chiude l'Adriatico orientale, cioè le Bocche di Cattaro, con la cittadina di Perasto, dove ancora vi è il leone qui rappresentato. Dopo questo passaggio veneziano che dura più o meno dal 1000 fino al 1797 e quindi permea di cultura, di abitudini, di lingua, di statuti giuridici, di mentalità le popolazioni già italiche preesistenti, mescolate con le popolazioni di carattere slavo che a partire, come ci è stato ricordato, dall'VIII secolo arrivano anch'esse in queste regioni ed abitano in Istria, soprattutto la parte orientale interna. Dalle parti del Triestino arrivano fino al mare, in alcune zone della Dalmazia si fermano nell'entroterra e in altre invece arrivano fino al mare.
Teniamo presente che in età d'Ancien Régime, in questa età veneziana, il problema delle differenti etnie non era sentito, non si poneva. Venezia proteggeva in maniera equanime tutti e non vi era quella che oggi chiamiamo contrapposizione nazionale. In età napoleonica è un fuggevole periodo dopo la caduta della Repubblica di Venezia, è ricordata da questa medaglia francese che ricorda il Tempio di Augusto Apollo che abbiamo visto prima, che però ha una serie di conseguenze, soprattutto in Istria e in Dalmazia, ovvero la costruzione di una rete di terra con strade, con canali, con infrastrutture interne che Venezia non aveva realizzato perché le vie di comunicazione veneziane tradizionali erano la costa e l'acqua. Dopo la fine della parentesi napoleonica, cioè con il congresso di Vienna del 1815, tutti i territori già veneziani assieme a quelli antico austriaci entrano a far parte del composito impero asburgico, con una struttura del territorio profondamente diversa dal punto di vista dell'articolazione amministrativa, ma anche dal punto di vista della burocrazia, della formazione, della cultura giuridica. In Istria, d'ora in poi ci focalizzeremo soprattutto sull'Istria perché la Dalmazia è un discorso diverso e più complesso che non è possibile fare in questo torno di tempo. In Istria, dicevo, assistiamo all'unione di territori che prima erano completamente slegati fra di loro, e cioè nel Grönland, nella provincia imperiale del litorale, l'unione del Goriziano, sempre stato austriaco, con l'Istria già veneziana, con l'Istria interna antico-austriaca, formando una unità che poi con una breve variazione di confine noi oggi chiamiamo Venezia-Giulia e che per la prima volta sente di appartenere a una unità comune. Nell'Ottocento comincia a svilupparsi in Italia, sappiamo bene, la mentalità risorgimentale e l'ambizione a unificare le disiecta membra dell'Italia, suddivisa in una decina di piccoli stati, tutti variamente governati dall'Austria, in un nuovo Stato indipendente. È l'epopea del Risorgimento, che si sviluppa anche in Istria, dove a partire dalla data emblematica, se vogliamo, del 1861, cioè dell'Unità d'Italia, vi è lo sviluppo di quella corrente politica, di quella della coscienza nazionale italiana e di quella corrente politica che oggi chiamiamo il redentismo, che è una parola coniata nel 1877 da un patriota italiano, tal Matteo Imbriani, che significa praticamente terre non ancora redente, cioè non abitate da popolazioni italiane non ancora appartenenti al Regno d'Italia. Si trattava indubitabilmente di terre abitate da popolazioni italiane, ma non solo da popolazioni italiane. La componente slovena e croata e di altri popoli, pur minoritaria, era forte e presente e aveva anch'esse le proprie idee politiche e anch'essa mirava alla costruzione di una propria identità nazionale, e questo porta nell'ultimo quarantennio dell'Ottocento ad una contrapposizione politica forte che mai o quasi mai si sviluppò poi in violenza, ma si sviluppò in lotta politica senza quartiere per il predominio dell'una o dell'altra coscienza nazionale, quella che oggi chiameremo etnie e che all'epoca così non si chiamavano, appunto si chiamavano, erano i punti di riferimento che potevano essere la zona jugoslava, cioè la Serbia, o il Regno d'Italia. Questa lotta politica contrapponeva anche a quella etnica, nel senso che tendenzialmente e con tutti i distinguo del caso naturalmente, la popolazione italiana esercitava piuttosto le professioni liberali, aveva studiato all'Università di Padova, essenzialmente, che era il centro culturale di riferimento dell'area,
potevano essere medici, avvocati, impiegati, e la popolazione slava era più artigianale o contadina nelle campagne dell'interno. Questo causava un rapporto conflittuale che non era solamente linguistico, un rapporto conflittuale che non era solamente etnico, era anche, usando una terminologia odierna, una lotta di classe tra le differenti strutture e strati sociali. Fatto sta che questa lotta si sviluppa da tanti punti di vista. L'occupazione di un comune, cioè le elezioni di un sindaco croato piuttosto che italiano, la lingua da usare nell'amministrazione, la lingua da usare nelle scuole, la stampa, tutta una serie di prodotti che fomentano questo dibattito interno, e lo fomentano anche in Italia, dove vi è una parte, va detto, minoritaria del Regno d'Italia che collabora attivamente per l'unione di queste terre non ancora irredente, la Venezia Giulia, il Trentino Alto Adige, la Dalmazia, al nuovo Regno d'Italia. È uno dei punti caldi del dibattito che permette, che condurrà l'Italia ad entrare a fianco dell'intesa nella Prima Guerra Mondiale. Quindi contro l'Austria, per rivendicare un proprio ruolo più importante nell'Adriatico orientale e per acquisire questi territori al Regno d'Italia. I 4 anni della Prima Guerra Mondiale, portano molti sommovimenti anche in queste regioni, e si assiste anche al fenomeno molto noto del fuoriuscitismo, cioè dei volontari irredenti che, non volendo combattere in armi per il proprio stato politico, contro quella che essi ritenevano la loro patria ideale, disertano dall'esercito austriaco, si arruolano volontari nell'esercito italiano e combattono per quella che essi sentono essere la loro patria. Se però venivano presi, venivano giudicati disertori e condannati a morte, e l'esempio emblematico di questa situazione per l'Istria è il capodistriano Nazario Sauro. Con il novembre del 1918 e con la fine del regime liberale in Italia, in questo quadriennio molto felice in cui pare che ci siano delle istanze che potessero giungere a compimento in un regime democratico, pur in una serie di lotte sociali molto aspre, anche risultato di un quadriennio di guerra che aveva portato la distruzione di una società, la distruzione di un tessuto economico e un reducismo molto importante. Insomma, in un ambiente di questo genere molto complesso vi è l'unione di queste terre al Regno d'Italia, l'unione anche politica. Quindi la nuova regione della Venezia Giulia, l'Istria, che ora diventa un territorio italiano, e questo è un manifesto pubblicitario degli anni 30 per il mondo austriaco e tedesco, quindi Istrian Italien, il Zara con quella porta d'ingresso con il leone che abbiamo visto nella diapositiva precedente, e con un problema politico non indifferente per il nuovo Regno d'Italia. Il Regno d'Italia fino a quel periodo non aveva avuto il problema di importanti minoranze etniche e linguistiche al proprio interno. Era un territorio compattamente italiano e il problema delle popolazioni allogene, come veniva chiamato all'epoca, non esisteva. Quando con l'ingresso del Trentino e della Venezia Giulia entrano come cittadini a pieno titolo del Regno d'Italia popolazioni di etnia tedesca in Alto Adige o di etnia slovena e croata in Istria e in Dalmazia, non esiste una legislazione per questi. Non si sa bene come fare, e l'idea principe è di assimilarli per farli diventare italiani. Assimilarli non a forza. Non è una novità italiana, più o meno in tutta Europa all'epoca ci si comportava così, la sensibilità per le minoranze nel territorio non era sviluppata. I castigliani in Spagna volevano assimilare i catalani, i francesi in Francia volevano assimilare gli alsaziani o i bretoni, le popolazioni, i tedeschi lo facevano con i polacchi e così via. Quindi insomma era l'andazzo comune. Di fatto però
la legislazione dà delle garanzie e delle tutele sino al 1922 e poi agli anni seguenti, quando con prima il governo Mussolini e poi con la dittatura fascista la politica nella regione è una politica repressiva nei confronti delle minoranze, il che non significa, e questo è un tema molto importante, non significa incarcerazioni, non significa persecuzione, significa semplicemente non tutela dei diritti delle minoranze, in particolare nell'uso della loro lingua, dei loro usi e costumi. Fu quindi, come è stato e viene sempre ricordato, il fascismo repressivo nei confronti della minoranza slovena e croata in Istria? Certamente sì, ma il tutto va inquadrato nella politica comune del fascismo in Italia. Il fascismo non fu repressivo nei confronti solo degli sloveni e dei croati, fu repressivo nei confronti di tutti i propri cittadini. Da questo punto di vista, paradossalmente, fu democratico, cioè appunto attuò una restrizione delle libertà personali, politiche, culturali, individuali, equanimemente verso tutti. Nel 1938-39 Mussolini stringe lo scellerato patto d'acciaio con Hitler e quando Hitler dichiara guerra alla Polonia nel 1939 e poi scoppia la Seconda Guerra Mondiale, dopo qualche mese di incertezza, volendo saltare sul carro del vincitore, anche Mussolini entra in guerra alleandosi con Hitler. Una sfortunata campagna in Grecia, una non brillante campagna in Francia, in ogni caso nel 1941 l'invasione congiunta italo-tedesca della Jugoslavia che in una settimana si scioglie come neve al sole. Viene ingrandita i territori italiani con la provincia di Lubiana annessa al Regno d'Italia, alcune ampie parti di Dalmazia, l'ingrandimento della provincia di Fiume. Questo porta territori compattamente sloveni o croati all'interno del Regno d'Italia e soprattutto porta una feroce lotta partigiana. Questa lotta partigiana è in Jugoslavia o nella ex Jugoslavia che si è sfasciata perché nel frattempo si sono formati gli stati indipendenti di Croazia e di Serbia sotto l'orbita italo-tedesca. Questa lotta partigiana, dicevo, fa riferimento a due poli. Una è di quella di origine realista che fanno riferimento alla deposta dinastia dei Karađorđević, re di Jugoslavia. E l'altra, quella che poi alla fine sarà appoggiata da Churchill e diventerà egemone, che fa riferimento al Partito Comunista Jugoslavo che era clandestino e al suo leader Josip Broz, detto Tito. Quindi la lotta partigiana dei comunisti jugoslavi governati da Tito, da cui bande titine e così via, a partire soprattutto dal 42-43 si sviluppa in maniera molto feroce. Sappiamo che dal punto di vista militare in Italia lo sviluppo della guerra non è certo positivo, la perdita dell'Africa settentrionale porta all'invasione della Sicilia che porta prima alla caduta del regime e dopo fatalmente alla richiesta d'armistizio, che viene reso pubblico l'8 settembre del 1943. La sera dell'8 settembre del 1943 assistiamo in Italia allo sfascio totale delle strutture dello Stato. L'esercito si disperde, si dà alla macchia, nella grande totalità ci sono ovviamente degli episodi molto fulgidi ed eroici che sono molto particolari. L'amministrazione pubblica, le forze di finanza, i carabinieri non riescono o non vogliono difendersi dall'invasione tedesca e in maniera particolare ciò avviene in Istria dove tutti prendono e se ne vanno oltre Trieste, lasciando di fatto, salve piccoli episodi che vanno ricordati di carabinieri e di finanzieri, naturalmente vanno ricordati a loro merito,
lasciano la popolazione civile assolutamente abbandonata a se stessa e del tutto indifesa. In questa situazione arrivano le bande titine che premevano già ai confini e che erano o potevano essere già presenti nel territorio, i quali nella più totale anarchia attuano un programma feroce e abbastanza ben strutturato, ovvero la cattura di cittadini italiani, il rastrellamento e la loro uccisione. Come avveniva questa uccisione? Bene, il territorio istriano dal punto di vista geografico è un territorio di origine carsica, quindi molto pietroso, è difficile da coltivare per la presenza in larga parte appunto di queste pietre carsiche, e queste grandi distese appunto di pietre sono costellate da grandi fosse, da buchi nel terreno, con pochissimi metri di occhio di apertura e con una profondità di diverse decine di metri, a volte anche di 100-120 metri. La parola latina che li definiva era fovea, fossa, e da questa parola latina fovea la parola dialettale divenne foiba. Foiba è di conseguenza, la parola significa queste cavità carsiche di cui il territorio istriano è costellato. Bene, anche i partigiani titini li conoscevano, quindi prendevano queste popolazioni civili, perché i militari non c'erano più, che avevano rastrellato, tendenzialmente li legavano in fila indiana con del fil di ferro, li portavano sull'orlo della foiba, sparavano in testa al primo che cadendo trascinava con sé tutti gli altri dietro, quindi a decine. Chi uccidevano in questa maniera? Bene, uccidevano persone dell'amministrazione, uccidevano fascisti, uccidevano civili in generale. L'odio politico si mescolava a quell'odio etnico di cui abbiamo parlato prima in una serie indiscriminata di rastrellamenti e di uccisioni, portando quindi con sé persone che potevano avere, ma non sarebbe stata comunque una giustificazione per dei metodi così barbari, ovviamente, potevano avere svolto delle attività repressive sul territorio come normalissimi civili che avevano condotto la loro vita spesso in armonia con le popolazioni di diversa etnia, perché una convivenza da secoli aveva portato a dei modus vivendi che erano ovviamente accettabili per chiunque. In questa prima ondata, che durò un mese e mezzo, perché poi i tedeschi che avevano occupato quasi tutta l'Italia ripresero con i loro metodi il controllo della situazione. In questa prima ondata più o meno quante persone vennero uccise in questa maniera? Le stime variano, ma diciamo circa 400-500 persone. Questo è un numero importante ma non enorme da tenere presente. Ecco qui l'esempio di una foiba, come abbiamo detto, queste cavità nel terreno e le persone che venivano uccise e buttate dentro. A dicembre, con la ripresa di controllo del territorio, si viene a sapere anche al di fuori dell'Istria di questi massacri, che erano ben noti alla popolazione che li aveva vissuti sulla propria pelle. Di fatto non c'era famiglia che non aveva avuto un marito, una moglie, un figlio, un padre preso dai partigiani titini. Si assiste al recupero di queste salme. Questa è una foiba ed è un pompiere che si cala dentro per andare a vedere la situazione. Questo è un argano improvvisato che viene organizzato per tirare su queste salme, e questo è il triste momento del riconoscimento delle salme. Vedete che la gente ha la maschera antigas oppure i fazzoletti, perché si tratta di cadaveri che sono rimasti un mese lì insepolti, e quindi potete immaginare le situazioni igieniche in cui ci si trovava. Allora,
per 2 anni dopo dal dicembre 43, quando viene ripresa possesso del territorio e quindi quando le bande partigiane vengono di fatto eliminate, sino alla fine aprile 45, quando i tedeschi sono costretti a ritirarsi, questi episodi, salvo sporadicamente, non avvengono più. Alla fine del 45 però assistiamo al tracollo finale dell'esercito tedesco. Vi è quella che si chiama la corsa per Trieste, le forze partigiane di Tito e le forze alleate che per prime vogliono arrivare a Trieste. Dopo questa lotta che avviene, questa lotta incruenta fra queste due parti che avviene all'inizio di maggio del 45, le due forze alleate, cioè gli anglo-americani da una parte e i titini dall'altra, si accordano per una suddivisione del territorio, secondo questa linea che qui vedete. La Gorizia, Trieste e Pola, l'enclave a sud, con il loro territorio, con il loro contado, rimangono sotto amministrazione militare alleata. Tutto il resto dell'Istria e del Goriziano, chiamata zona B, rimane sotto l'amministrazione militare, l'occupazione delle bande partigiane di Tito, l'occupazione jugoslava. A questo punto, avendo mano libera sul territorio, questi continuano in maniera molto più sistematica, continua, durevole e programmata con le uccisioni secondo questi o altri sistemi. E in questo periodo vengono ammazzati, deportati, annegati, infoibati migliaia e migliaia di italiani. Le stime variano da numeri esagerati sia in senso negativo sia in senso positivo. Le stime più attendibili, più serie, più ragionate, frutto di calcoli storici e non di pregiudizi ideologici dell'una o dell'altra parte, arrivano ad un numero di circa 10-12.000 persone. Oggigiorno molti dicono no, ma voi state esagerando, gli infoibati furono 400-500. Si gioca sull'equivoco, 400-500 furono quelli della prima ondata del settembre 43, bisogna contare anche questa seconda ondata. 12.000 persone in tutto. Perché? Bene, non è questo il caso, il momento di discutere le profonde motivazioni di questo, però sintetizzando possiamo ricordare che appunto si mescolava l'odio politico all'odio etnico. Personalmente le riflessioni che ho fatto mi fanno ritenere che la causa dell'odio etnico fosse preponderante rispetto a quella dell'odio politico, ma naturalmente spesso le due cose erano simili o profondamente concatenate fra di loro. Fatto sta che nel 1946 vi è in corso il dibattito sul trattato di pace. Si deve stabilire la destinazione finale di queste terre che l'Italia vorrebbe mantenere perlomeno nell'Istria occidentale, cioè grosso modo il confine della 10ª Regio Augustea per una serie di fatale ricorso della storia, e che Jugoslavia invece vorrebbe tutta per sé sino all'Isonzo, se non al tagliamento. Questa ve la faccio vedere dopo, scusate. Il dibattito si apre, vi sono delle richieste più o meno punitive, fino a che nel luglio del 1946 si viene a sapere che gli alleati hanno accettato la proposta francese, che è la proposta di fatto dell'attuale confine, ovvero la cessione di tutta l'Istria, compresa l'enclave di Pola, amministrata all'epoca dal governo militare alleato e che pensava proprio per questo, almeno lei, la città, pensava di essere salva, anche perché era assolutamente, compattamente italiana. Ma così nel luglio 1946 venne a sapere che non era. E allora in città si aprì fra la gente il dibattito: cosa facciamo? Rimaniamo o andiamo via? E una certa parte della popolazione non esigua diceva: ma siamo stati qui sotto i francesi, sotto i veneziani, sotto i francesi, sotto gli austriaci, sotto gli italiani, siamo sempre noi, rimaniamo qui anche sotto gli jugoslavi. Se non che siamo in luglio, siamo in agosto. Agosto è una bella giornata, ci sono belle giornate di sole, si va in spiaggia.
Allora vi faccio vedere questa fotografia, la ricorderete, è una fotografia che assurse agli onori della cronaca pochi anni fa ed è quella terribile fotografia di un povero bambino siriano che, cercando con la propria famiglia sulle coste dell'Anatolia turca di raggiungere le isole greche e l'Europa, morì annegato, e questo è un poliziotto turco che pietosamente ne raccoglie il corpicino che era stato portato sulla battigia. Un'immagine terribile che 5 anni fa divenne il simbolo di questa tragedia umanitaria. È una foto che tutti ricordano. Questa foto qui, per un drammatico così scherzo del destino, è una foto molto simile. Un uomo che raccoglie vicino al mare il corpicino esamine di una bambina. Questa foto qui, salvo pochissimi, non la ricorda nessuno. Mettiamo a fianco queste due foto per vedere quanto crudelmente questo scherzo del destino le ha rese simili, no? Simili sia nella posa ma sia anche nella drammaticità dell'evento. Ebbene, questa seconda fotografia, che non ricorda nessuno, è stata presa il 18 agosto del 1946 a Vergarolla, che era la spiaggia di Pola. Il dibattito era aperto: andiamo o rimaniamo? Quando la gente era in spiaggia e a un certo momento scoppiò un deposito di residuati bellici. Fu un'enorme esplosione che fece decine e decine di vittime. Fu la strage più importante dal punto di vista numerico della Repubblica Italiana. Nell'agosto del 46 Pola era italiana ed eravamo in regime repubblicano. Se vogliamo fare una conta dei morti che non è mai bella, la strage di Bologna con 80 morti non fu la strage più terribile della Repubblica Italiana, perché fu la strage di Vergarolla, oggi quasi dimenticata, che ebbe 128 vittime. Tutte vittime innocenti, bambini, ragazzi, giovani che erano andati al mare, come quelli che abbiamo visto nella fotografia. Questa è l'unica immagine che venne presa al momento della colonna di fumo che si alza dalla spiaggia, presa da lontano, che riguarda questo scoppio. Questo scoppio fu messo lì da partigiani titini. Un'inchiesta segreta degli inglesi riuscì anche a trovare l'esecutore materiale. Negli archivi del Foreign Office inglese vi è il suo nome, ormai è noto, in questo momento non me lo ricordo, ma non ha nessuna importanza. In ogni caso si parlò poi di scoppio occidentale, si parlò di tante cose, si parlò persino di scoppio fascista, ma la realtà ormai è nota dalle indagini fatte dagli inglesi, e comunque la realtà fu immediatamente compresa dai cittadini di Pola il giorno dello scoppio, ed essi compresero immediatamente che si trattava di un messaggio molto chiaro dato dai nuovi occupanti jugoslavi. E questo messaggio era: italiani, andatevene, se no vi ammazziamo tutti. Questo messaggio venne compreso perfettamente e il giorno dopo iniziò l'esodo da Pola. La gente cominciò a decidere che non era più possibile rimanere in quelle regioni e a piedi, con carretti con povere cose notate sul carretto la bandiera italiana, abbandonò la città. Così come questa bambina che oggi che si chiama Egea Hafner e che è ancora vivente e che è diventata un po' il simbolo di questa situazione. Con i carretti a piedi, vedete, lasciò Pola, si avviò verso quella motonave che si chiama Toscana e che fece la spola tra Pola e Venezia, portando questi profughi. Il 10 settembre del 1947 il trattato di pace venne firmato e il 15 settembre entrò in vigore. Ormai l'esodo da Pola e dalle altre parti dell'Istria era compiuto. Mentre da Pola fu ordinato, dalle altre parti dell'Istria sotto regime fu più difficile, ma in ogni caso venne ugualmente fatto. Quanti abbandonarono questa regione e la Dalmazia? Da Pola, che aveva 32.000 abitanti, andarono via 30.000 persone, cioè tutti.
E questo è il plebiscito dell'Esodo con la risposta al plebiscito chiesto ma negato per vedere se la città avrebbe dovuto appartenere all'Italia o Jugoslavia. Dal resto, da tutta l'Istria, Fiume e la Dalmazia, regioni che insieme avevano circa 600.000 abitanti, ne andarono via 350.000. E anche questo la dice lunga sulla composizione etnica della regione. Vennero accolti in Italia, vennero accolti malamente. A Bologna i ferrovieri entrarono in sciopero pur di non nutrirli. Anche a Venezia le accoglienze fomentate dal Partito Comunista di Togliatti, che riconosceva come fascisti coloro che fuggivano dal paradiso jugoslavo dove si stava costruendo il socialismo, anche a Venezia, dicevo, non furono ben accolti. Furono poi suddivisi in tutta Italia affinché non diventassero una forza elettorale importante. Qualcuno a Venezia vennero messi, per esempio, alloggiati in posti di fortuna al convitto Foscarini, ai Tolentini, alla caserma Sanguinetti a San Pietro di Castello, alle casermette sommergibili dell'Arsenale, ai forti del Lido. Nel frattempo Trieste era diventata territorio libero ufficialmente, in pratica sotto amministrazione anglo-americana. Nel 1953 ci fu una grande dimostrazione di piazza per rivendicare l'italianità di Trieste. La polizia militare inglese sparò sulla folla, fece 6 morti, fra cui un ragazzino di 14 anni, Pierino Addobbati, e questo suscitò un'ondata di indignazione in tutta Italia, suscitò uno spirito rivendicativo in Italia nei confronti di Trieste, l'ultimo lembo di questa Venezia Giulia che ancora doveva essere appunto perduta all'Istria, riattaccato all'Italia, ed è noto come l'ultimo sprazzo del risorgimento italiano, l'ultima rivendicazione nazionale. Il 26 settembre del 1954 Trieste viene unita, ritorna a far parte della Repubblica Italiana, nuova, democratica, pacifica, civile e prospera. Per tutta l'Istria non andò così ed entrò a far parte di una Repubblica Socialista Federativa Jugoslava che ebbe poi la vita che ebbe fino a sfasciarsi una cinquantina d'anni dopo, come conosciamo molto bene. Bene, se il 26 settembre terminò quest'ultimo risorgimento italiano, dal 27 settembre del 1954 su tutta questa storia cadde in Italia una totale cortina di silenzio. La stampa non ne parlò più, gli studiosi non se ne occuparono più, l'accademia non se ne occupò più, la politica, il Parlamento non se ne occupò nella maniera più assoluta. Solamente gli esuli continuarono a parlarne senza nessuno che li ascoltasse, sino che anche loro smisero di parlarne. L'indifferenza totale da parte della cultura egemone italiana, governata da un'intelligenza e da forze politiche che preferivano un modus vivendi con la Jugoslavia che si era staccata dal blocco di Stalin e che quindi insomma poteva essere un interlocutore privilegiato, fece sì che di tutto ciò non se ne parlasse assolutamente più. E questa è una delle grandi colpe della classe intellettuale e della classe politica italiana tra gli anni 50 e gli anni 90. E nel 1978-79 alle foibe di Basovizza e Monrupino, che sono le uniche foibe rimaste in Italia, venne invitato a presenziare, a commemorare i morti il Presidente della Repubblica Sandro Pertini, che si rifiutò. Il primo Presidente della Repubblica che andò a inginocchiarsi a Basovizza fu Cossiga nel 1985, come vediamo in questa fotografia. Nel 1996, mi avvio alla conclusione, si riprese a parlare di questi temi. Le condizioni politiche erano mutate, era caduto il muro di Berlino, la Jugoslavia si era ormai sfasciata e alla fine di questo processo di riapertura venne istituita con legge del 2004 il giorno del ricordo, che il primo venne commemorato, non festeggiato, scusate, il 10 febbraio del 2005 con la deposizione di questa corona all'Altare della Patria a Roma in Campidoglio. 10 febbraio perché è il giorno in cui venne firmato il Trattato di pace. Bene.
Però tutto ciò avrebbe dovuto portare a una riappacificazione nazionale, a una presa di coscienza da parte dell'accademia, della stampa, della politica italiana. Ciò non è avvenuto, non è ancora avvenuto. Ancora vi è una forte incomprensione di queste conoscenze, vi è una politicizzazione in cui di fatto si vuole dire sì, va bene, sì, però erano fascisti, però si sono comportati male. Non esiste un sì però, non esiste un ma però. È stata una tragedia nazionale che non ha giustificazioni. La si vuole negare, minimizzare, riferendosi per esempio a quei 500 contro i 12.000. Qualcuno sostiene anzi che non vi fu nessun infoibato, ma fa il paio con coloro che sostengono che non sono mai esistiti forni crematori, cioè pazzi o gente in completa malafede, insomma. No? E quindi questo, il dire il sì però, sarebbe come dire, scusatemi l'ardito paragone, che ne so, parlando dell'Olocausto, dire sì però, non esiste un sì però per l'Olocausto, esattamente come non esiste un sì però per gli infoibamenti degli italiani o per le tragedie che sono contenute in questo racconto che abbiamo fatto. Questo negazionismo, questo giustificazionismo becero e causato da un pregiudizio ideologico forte fa sì che continui. Vedete, una targa messa a Venezia viene imbrattata con la falce al martello. Falce al martello che è un simbolo politico assolutamente rispettabile, ovviamente, e che ha il diritto di esercitare la propria attività politica. Non ha il diritto di irridere e di negare tragedie nazionali di questo genere, così come la Casa del Ricordo, questo edificio donato dal Comune di Roma alle associazioni degli esuli a Roma una decina d'anni fa, il giorno dopo l'inaugurazione venne imbrattato da quella scritta "Viva i partigiani jugoslavi". Oppure vediamo qui a Gorizia, o la targa sotto in basso a sinistra a Vicenza, ai martiri delle foibe, la scritta "Massa pochi", che, lo dico per i non veneti, significa troppo pochi. A Torino, in alto a destra, la lapide sbrecciata e rotta con sottoscritto "Carogne tornate nelle fogne". A Gorizia, imbrattata con la faccia a martello e i nomi degli infobati con scritto "Fasci in foiba". Fino ad arrivare, e con ciò concludo, al momento secondo me più importante, più drammatico, più fastidioso, insomma non mi viene neanche l'aggettivo, di questo momento di negazionismo. Allora, Caterina Guzzanti è una cabarettista italiana molto nota e obiettivamente anche molto brava nel suo lavoro. Fa molti personaggi in TV, questo è un personaggio che faceva una decina d'anni fa, che si chiamava Vicky ed era una rappresentante di Casa Pound, cioè questo movimento di estrema destra. E lo sketch che veniva proposto in tutte le puntate di questa trasmissione era un dibattito tra una voce pacata fuori campo che cercava di condurla alla ragionevolezza e lei che esponeva le idee estremiste di Casa Pound. E via via che la voce fuori campo la metteva alle strette con delle argomentazioni pagate e ragionevoli e lei non aveva più la risposta, a un certo momento, quando non sapeva come cavarsela, veniva fuori con la frase tormentone e lì scattava la risata e la sua frase è "E allora le foibe?". Cosa voleva dire? Voleva dire che nella satira che Caterina Guzzanti voleva fare, la frase "e allora le foibe" o il richiamo alle foibe era l'ultimo rifugio acritico e così via di una persona di estrema destra quando non aveva più argomentazioni pronte per poter partecipare ad un sereno dibattito politico. E quindi si riconduceva il tema delle foibe a un fatto politico che fosse
anche patrimonio esclusivo quasi dell'estrema destra. Tutto ciò ovviamente assolutamente non è, ma continua anche oggi nell'ambito del giorno del ricordo di quest'anno. 15 giorni fa è uscito un volume per la Terza di uno storico dell'età contemporanea torinese, Eric Gobetti, che si intitola E allora le foibe, con riferimento evidente a questa Vicky di Casa Pound. Fact-checking, parola oggi di moda, la storia alla prova dei fatti. Dispiace in modo particolare anche che questo volume sia edito dalla Terza, cioè una casa editrice importante, seria, autorevole, storica in Italia, in cui il tema di fondo è o un negazionismo o un giustificazionismo, quando abbiamo detto non esiste un sì però o un ma però, e non esiste soprattutto il giustificare un fenomeno di questo genere con una dialettica politica e con la giustificazione li hanno ammazzati perché erano fascisti. Il che non è, ma fosse anche stato, non si sarebbe dovuto fare comunque. Di conseguenza, e con ciò concludiamo, con cosa si lamenta oggi? Qual è il tema di fondo? Il tema di fondo è che questa tragedia che ha fatto parte della storia nazionale italiana recente e che ha coinvolto centinaia di migliaia di persone o morte ammazzate in maniera barbara o costrette ad abbandonare tutti i loro veri, le terre loro e dei loro avi per trasferirsi in altra parte d'Italia dove tendenzialmente sono stati male accolti, questa tragedia nazionale non è stata accolta e compresa e non fa ancora parte della coscienza civile nazionale del nostro popolo, della nostra patria, della nostra nazione. Non fa ancora parte, né non è ancora compresa nella coscienza civile nazionale italiana. Mentre non è un'operazione politica, non è una tragedia di parte. Quello che oggi gli esuli che sono rimasti e i loro discendenti, quello che oggi con un pacato discorso storico occorrerebbe fare è comprendere questa situazione, farla entrare nella propria coscienza di tutta la nazione. È una questione di fratellanza di popolo, è una questione di fraternità di popolo ed è quello che oggi il mondo degli esuli, ma anche il mondo degli studiosi e dei ricercatori, chiedono ai propri concittadini, ai propri connazionali italiani. Grazie.